Amici di Fuorigioco, quando parlare non è solo il campo. Buonasera da Francesco Casicci per questa diretta numero 4 della stagione di Fuorigioco, 20 in punto. Quest'oggi eccezionalmente un'ora d'anticipo, ma parleremo sempre di calcio giovanile nella sua prima parte, di calcio dilettantistico, di calcio siciliano nella seconda mezz'ora, calcio d'elite in particolar modo appunto in questi primi 30 minuti come nel nostro stile, presentando subito quelli che sono i nostri ospiti. Bentornato dal nord Italia, dal centro, un po' da tutto lo stivale, Davide Cicero, founder di Tornei Giovanili Sicilia. Ciao Davide. Ciao a te Francesco, sì, sono stati 10 giorni in giro per l'Italia, più di 4.000 chilometri dal Piemonte all'Abruzzo, passando per tutto il nord e il centro Italia. Abbiamo visitato location che saranno appunto interessate da eventi di Tornei Sicilia e di M-Sport per tutto l'anno 2024-25, tante bellissime novità, da Folgaria alla centro-nord dello stivale, e sicuramente non ci siamo fatti mancare nulla, anche qualche bella partita, qualche 4-4 che rimarrà nella storia tra Juve e Inter. In ogni caso comunque è stata un'esperienza che ci porterà delle belle novità a noi e a tutte le società che ci seguono durante la stagione. Assolutamente. Presentiamo quelli che sono i nostri ospiti. Abbiamo tecnici delle società tra le più importanti del panorama siciliano. Partiamo da Giuseppe Ardita, tecnico degli Under 15 Elite della Team Sport Millennium. Buonasera mister. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie dell'invito. Abbiamo il tecnico degli Under 17 della Ionia Calcio, anche direttore tecnico della società adesso affiliata a Sampdoria, Paolo Scuderi. Buonasera mister. Ciao a tutti, ciao. E abbiamo anche il tecnico degli Under 15 della New Eagles, Alessio Giuffre. Buonasera mister. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. E adesso partiamo da quella che è la nostra copertina. Anche in questa settimana ci vediamo un po' di gol, di quello che è successo in questo weekend, giusto per annodare un po' le fila di quello che è stato appunto un weekend ricco di gol, di sorrisi un po' in tutti i campi della nostra Sicilia. Parte la clip. È già volato il primo mese sui campi della nostra Sicilia, in campo giovanile sono già 5 le tornate completate, l'Elite ha indubbiamente portato più equilibrio in entrambi i gironi ed è lotta serrata su ogni palla. GameSport Ragusa e New Eagles condividono la vetta della classifica nel girone B del campionato Under 17, le Agrigentine, Ribera e Atena precedono il calcio Sicilia nel girone occidentale. Fa rumore la netta sconfitta patita dalla Fair Play Messina tra le mura amiche per mano della Dream Soccer. Negli Under 15 al comando Academy Palermo e Calcio Sicilia, nel girone B tira dritto e solitario al comando il Siracusa Calcio, Corsaro a Torregrotta, avanti rispetto alle inseguitrici Fair Play Messina e Catane Soccer. Messinesi che vanno sul velluto in casa della Gifra Milazzo, punti pesanti in chiave playoff per la Team Sport Millennium che batte la Meridiana nei minuti finali del match. Tra i regionali bel balzo in avanti degli Under 17 della Ionia Calcio che vincono uno scontro diretto contro il Torregrotta, accorcia in classifica la Messana. Nei giovanissimi passo falso della nuova IG Virtus in casa della Ionica ne approfitta solo l'Academy Sant'Agata che espugna Santa Venerina riportandosi a 2 punti dalla vetta. E quello che è stato ovviamente in pillole un weekend senz'altro interessante. Per quanto riguarda la Team Sport Millennium, Giuseppe Ardita soddisfacente per buona metà, soprattutto per il gruppo da te allenato, perché è arrivata una vittoria all'ultimo respiro contro la Meridiana 3-2, invece una sconfitta per quanto riguarda gli Under 17 di mister Carmelo Lanza, nonostante fosse una trasferta senz'altro ostica, quella del Riccardo Garrone contro il Siracusa. Quindi sicuramente notizie positive dal tuo gruppo. Ma guarda, sicuramente sabato diciamo che facciamo questa attività anche un po' per vivere queste emozioni come quella di sabato, perché è un gruppo questo che ho trovato, è cresciuta la Team Sport nel tempo, c'è stata qualche integrazione quest'anno, un gruppo che ha un sacco di voglia di lavorare. È stata una vittoria bella perché è arrivata in quel modo, anche se oggettivamente, andando nello specifico di quella partita lì, era una partita che onestamente era chiusa già da un po', insomma l'abbiamo riaperta e poi siamo riusciti a portarla a casa, però devo dirti che siamo abbastanza contenti del processo che stiamo portando avanti. Domenica andiamo a Siracusa,
quindi insomma ci sarà da divertirsi domenica. Mister Scuderi, per voi una vittoria e una sconfitta, come anche la Team Sport, che arrivano su due categorie diverse. Sorrisi per la squadra allievi, che tra l'altro da te è allenata, in quello che era un big match, perché andavate diciamo a Luigi Averna di Torre Archidafi e ospitavate il Torregrotta praticamente imbattuto e anche in testa alla classifica. Per voi un 3-1 che comunque vi permette di essere attualmente al secondo posto. Meno bene invece gli under 15, che attualmente sono addirittura al penultimo posto. Sì, le squadre sono certamente due squadre in crescita e che si sforzano tutte le settimane di fare un buon lavoro e di esprimere poi dentro il campo principi di gioco. È chiaro che le categorie sono molto diverse e secondo me affrontare il campionato elite è comunque il massimo campionato giovanile, è certamente più complicato rispetto al campionato che stiamo facendo noi. Anche se i miei ragazzi, devo dire, si allenano 4 volte a settimana con grande impegno e comunque vedo sempre una crescita costante. Nella categoria under 15 forse da un punto di vista caratteriale dobbiamo esprimere qualcosa di meglio e dobbiamo cercare di fare i punti con le squadre giuste, perché poi alla fine il campionato elite è tutto questo e la salvezza fondamentalmente è come vincerlo quel campionato lì. Tra l'altro, mister Scuderi, voi siete reduci sicuramente da una battuta d'arresto lo scorso anno con un gruppo che non ha espresso probabilmente tutto il suo potenziale. Mi riferisco alla categoria, alla leva 2000-2007. Adesso comunque state facendo molto molto bene in questo campionato. Invece con la categoria 2010 un'annata sensibile, probabilmente non la più feconda da quello che sto vedendo un po' a 360 gradi. Abbiamo fatto grandi sforzi per riuscire a mettere insieme una squadra che ci potesse consentire un campionato tranquillo. E in questo momento i risultati non sono arrivati, però io vedo lavorare i ragazzi e vedo lavorare anche come dire, lo staff. Vi posso assicurare che c'è grande impegno, per cui poi i risultati immagino che arriveranno e cominceremo a raccogliere i risultati del lavoro. È vero che ogni categoria è diversa, è vero che la categoria, è vero anche che però d'estate abbiamo fatto grandissimi sforzi per riuscire a mettere dentro dei ragazzi che potessero migliorare la rosa, e quindi ci aspettiamo sia dallo staff che dai giovani che si sono aggiunti che questa stagione possa riprendere il cammino che ci aspettiamo, insomma, e che forse ci meritiamo anche per il lavoro che facciamo. Ecco, torneremo su questa vittoria, ma in generale un po' su tutto il momento della Ionia Calcio. Passiamo alla New Eagles, che invece ha vissuto un weekend tra le società invitate qui in questa diretta di fuorigioco, probabilmente un weekend d'oro, perché sono arrivate 2 vittorie, tra l'altro entrambe contro il Real Trinacria, in casa per 1-0 proprio da parte dei tuoi ragazzi, mister Giuffre, invece un successo a Catania per 2-1 per gli under 17. State raccogliendo senz'altro i frutti del lavoro che parte da lontano, anche quando evidentemente a Capo d'Orlando comunque state esprimendo senz'altro un po' il potenziale. Voi siete una realtà un po' della provincia di Messina periferica, ma state facendo molto molto bene a Capo d'Orlando, a Galati Mamertino, piuttosto che a Sant'Agata di Militello. Sì, hai detto bene Francesco, è stato un weekend davvero fantastico per entrambe le categorie. In questo caso parlo dell'Under 15, abbiamo raccolto la prima vittoria, frutto di un lavoro che è iniziato il 19 agosto con un gruppo quasi totalmente sotto età, possiamo dirlo, perché in campo la domenica andiamo sempre con 6-7 2011, questa domenica addirittura avevamo 8 2011 in campo su 11. Devo dire che sono davvero soddisfatto del lavoro che stiamo facendo io e tutto lo staff, perché lavoriamo tutti in sinergia dal gruppo Under 14 fino ad arrivare al gruppo Under 17. Siamo lo staff che si confronta costantemente e devo dire che piano piano stanno arrivando i frutti. La strada è lunga, non sarà facile perché ha detto prima bene il direttore, il campionato è abbastanza tosto, con squadre attrezzate, con allenatori davvero bravi, e quindi ci sarà un bello spettacolo da vivere fino alla fine. Per te un nuovo progetto, una nuova scommessa, dopo anni alla GSL di Brolo, però una chiamata da parte
della famiglia Carcione Vitale con mister Francesco Drago appunto nei panni di responsabile del settore giovanile, una chiamata senz'altro che non si poteva rifiutare. Ma devo dire, Francesco, che sono stati anni bellissimi vissuti alla GSL. Se adesso sono qui a poter guidare un gruppo elite, lo devo sicuramente alla formazione che mi hanno dato lì. Sono partito che avevo solamente 18 anni quando ho iniziato questo percorso. Piano piano ho avuto la fortuna di avere accanto allenatori preparati con cui ho avuto sempre voglia di apprendere, di confrontarmi. Quest'anno è arrivata questa chiamata da parte di mister Drago e Carcione, e sono stato davvero felice di accettarla e di mettermi in gioco con un gruppo che ripeto quasi totalmente sotto età. Sarà una bella scommessa, ecco, mi piace definirla così, e spero di fare bene non solo per me ma per i ragazzi, soprattutto per la società che, come hai detto tu prima, nel panorama calcistico siciliano ormai ha un nome, ha un'identità, sicuramente merita attenzione e merita soprattutto di arrivare e di continuare a raccogliere i frutti che ha coltivato in questi anni. Davide Cicero, 3 società che prendiamo a modello per quello che riguarda appunto questa nostra diretta, e spesso sono società propense al confronto, società che non rifiutano la chiamata, ecco, in questo senso, anzi la accettano di buon grado o addirittura la propongono loro se possibile. Questo ovviamente facilita anche il compito di un organizzatore, facilita anche l'opportunità che vengono dati a tanti giovani di stare sul campo e di poter poi dare vita a quelli che sono poi tornei come quelli appunto che ci saranno in questo fine settimana, che sono ben 2 contemporaneamente, almeno griffati tornei giovani in Sicilia, ossia il torneo Perla dello Ionio e il torneo Valle dei Templi ad Agrigento. Guarda Francesco, è normale che società come le 3 che abbiamo ospiti oggi e come tante di quelle che sono solitamente abituate a frequentare questa trasmissione, sono tra le società più importanti in Sicilia, lo sono non perché hanno i numeri, perché i numeri sono una conseguenza di tutto ciò che c'è dietro, il lavoro, la formazione, la crescita, l'aggiornamento, l'investimento sulle infrastrutture, e in questo sicuramente anche la Team Sport con l'investimento che ha fatto negli ultimi mesi al centro sportivo La Valle è cresciuta tanto, e sono sicuro che grazie a questo investimento potrà crescere molto a medio e lungo termine. La New Eagles si trova in un'isola felice perché la zona di Capodorlando ha avuto negli amministratori comunali la lungimiranza che nel catanese è mancata per tantissimi decenni e in parte continua a mancare. È stata una lungimiranza quella di investire in impianti sportivi. A Capodorlando ci sono 3 campi di calcio a 11, in paesi con poco più di 1000 abitanti come San Marco d'Alunzio, Galati Mamertino, Sinagra, ci sono altre, Carra, Sinagra ancora no, Montagna Reale, ci sono tantissimi comuni nei comprensori, per non parlare di Iaga di Piraino, di Brolo, di Rocca di Caprileone, adesso si è aggiunta anche Patti, Sant'Agata di Militello da tanti anni, è una zona, un'isola felice. Peccato che ancora in alcune zone della provincia di Catania e a Catania città stessa questo purtroppo non si può fare, può essere altrettanto gratificante per tante società che ancora sono costrette a dover ritagliarsi gli orari di gioco oppure andare a giocare principalmente, come anche fa la Ionia Calcio, su una struttura dove sono tanti gli investimenti nella regione di Giarre, ma ovviamente quando c'è maltempo andare a rovinare settimane di lavoro sulla crescita filo d'erba per filo d'erba non è semplice. Ovviamente sì, ciò poi si trasmette in una maggiore possibilità sia sotto il punto di vista organizzativo che quantitativo di poter partecipare agli eventi e ai tornei di calcio giovanile, che sono dei momenti di formazione importante per i ragazzi che si confrontano con società provenienti da diverse regioni, da diverse nazioni molto spesso, e avremo la possibilità, e avranno tanti atleti la possibilità di fare ciò anche in questo weekend. Da venerdì 1 a domenica 3 avremo 100 squadre che parteciperanno tra il torneo Perla dello Ionio, Taormina, Giardini Naxos e proprio Giarre, e il torneo Valle dei Templi invece nella provincia di Agrigento. 100 squadre suddivise in 5 città differenti. Sarà coinvolto anche il centro sportivo della Team Sport Millennium per la disputa di alcune partite. Sicuramente sarà un bel divertimento per tutti.
Ecco, proprio dal confronto, Paolo Scuderi, nascono delle opportunità. Finalmente, quando ormai siamo alle porte di novembre, sono stati diramati anche i calendari dei provinciali. Proprio i provinciali non devono essere visti come un declassamento della qualità, ma anche dobbiamo dare l'opportunità loro di poter giocare e farlo forse magari con un mese d'anticipo sarebbe meglio, perché riflettevo quest'oggi nella cura della copertina che siamo già alla 5ª giornata di campionati elite e regionali. Se magari riuscissimo a comparare anche l'inizio magari con un paio di settimane di ritardo anche per i provinciali, sarebbe una gran cosa. Tu che cosa ne pensi? Io credo che fondamentalmente ogni società, in particolare ogni società che gestisce numeri importanti, ha l'obbligo di curare tutti i livelli dei giovani che ha dentro, e quindi fondamentalmente utilizzare questi campionati magari anche giocando sotto età, o comunque dando l'opportunità di poter giocare e di potersi esprimere a tutti. Ricordo che i campionati elite e le squadre che vi partecipano sono 24, 20, insomma in Sicilia, i 2 gironi e tutte queste cose qua, ma ci sono tantissimi giovani che comunque sono appassionati e che hanno il diritto di divertirsi e comunque giocare la partita la domenica. Tendenzialmente, anche se per molto tempo l'abbiamo insomma quasi messo da parte, la competizione, cioè il risultato l'abbiamo demonizzato, però abbiamo demonizzato la competizione. Se si riesce a tornare a competere, dal torneo dei 2014-2015 fino all'Under 17, i ragazzi certamente avranno una crescita molto diversa rispetto a quella di allenarsi 4-5 mesi e disputare soltanto una partita. Noi a Catania tra l'altro abbiamo i campi ingolfati, quindi capite bene che fare un amichevole è impossibile. Io ricevo decine di telefonate perché si spera che dalle nostre parti, magari anche se le strutture non sono ancora all'altezza, comunque ci sia qualche campo libero, perché magari c'è qualche società in meno, e quindi io credo che fondamentalmente poi alla fine ci si può allenare tantissimo, ma se non si giocano le partite non si cresce. Se non si cresce, se i ragazzi che sono nei provinciali non hanno l'opportunità di giocare, all'elite non ci arriveranno mai. Quindi ecco, per me l'elite, la divisione in campionati è importantissimo, ognuno abbia quella possibilità, ed è importantissimo che l'elite non sia un'elite per chiudere il calcio, ma per fare in modo che i ragazzini dietro arrivino a quella fascia lì, a giocare quel campionato lì, anche perché spesso la statistica ci dice che i ragazzini che sono, diciamo, tardivi o che sono un po' più indietro, spesso magari arrivano più di quelli che sono completi e che vediamo nei campionati di punta magari a 14 anni, a 15 anni. Concordo pienamente anche su questo concetto. Spesso ne abbiamo sentito appunto di tardivi e di giocatori che poi sono arrivati forse dopo rispetto a quello che ci si aspettava. Giuseppe Ardita, per te, ritrovata l'elite, ritrovata in una squadra, in una società con la quale avevi lavorato professionalmente tanti anni fa, come l'hai ritrovata questa Team Sport Millennium che sta crescendo sempre di più? Adesso i numeri le danno ragione un po' a tutte le categorie. Nei risultati sportivi è chiaro che si cerca anche di fare bene. Lo state facendo negli Under 15, negli Under 17 ancora non si è trovata forse la strada, perché comunque avete giocato anche delle partite che non facevano classifica, però è chiaro che è un progetto, quello appunto della Team Sport Millennium, che sta andando alla grande. Guarda, io ero stata alla Team Sport subito dopo il Catania, quindi veramente era un altro momento della mia vita e anche della vita della società. Ho fatto poi un percorso molto bello e molto lungo alla Catania, dove sono stato, come voi sapete, ho ricoperto anche diversi ruoli dove sono stato bene, molto. Ho trovato comunque alla Team Sport una società che si è evoluta con il tempo, una società che comunque, devo dirvi, che mette in condizione sia me, come tutti gli altri tecnici, sia i ragazzi, veramente mette a disposizione tante cose. E questo non lo dico per campanilismo, perché è un fatto oggettivo, siamo in tanti in campo che lavoriamo, questo fatto il presidente ha fatto un investimento importantissimo alla Valle, chiaramente ti permette di avere un plus rispetto agli altri, ed è una cosa che chiaramente ti permette di lavorare in una determinata direzione. Poi devo dirti che questa è una società che ci ha sempre tenuto agli ultimi, sempre.
Quando io sono andato ci tenevano tantissimo, come diceva Paolo prima, ai gruppi C, ai gruppi D, ai gruppi E, che tutti potessero giocare, e ora questa cosa devo dirvi che è ancora più rimarcata, quindi chiaramente l'elite poi rappresenta uno specchietto, no? Però c'è tutta una storia dietro del movimento che va rispettata, ma non solo per i tardivi, che è vero quello che dice Paolo, che ne ho avuti tanti anch'io, ma proprio perché il movimento, cioè è bello che chiunque possa fare la partita la domenica, qualsiasi giovane che abbia qualsiasi abilità possa fare la partita la domenica. Concordo sul fatto, e ho combattuto tanto questa cosa nel tempo, che abbiamo avuto tanti anche istruttori e allenatori illustri di settore giovanile che hanno cercato un po' di demonizzare la ricerca del risultato. Allora, questo è un gioco in cui il risultato è una parte fondamentale. Se io faccio l'elite e faccio... Ma perdonami, mister, ma c'è uno sport in cui il risultato non è importante? La danza classica, forse, ci sarà qualcosa, ma sicuramente credo che anche alla danza ci sia la medaglia olimpica o il piacere di vincere. Nel senso che c'è una differenza tra lavorare per vincere, ok? Perché è lavorare bene con l'obiettivo di vincere la domenica. Sono due cose differenti. Se io gli dico ai miei... Io ho un ragazzo nuovo che credo che abbiate visto tutti, ho un 2010 che è arrivato quest'anno, che viene dalla Guinea, che è un giocatore che oggettivamente ha delle caratteristiche personali, fisiche, organiche, superiori a quelle di tutti gli altri giocatori che ho incontrato fino ad oggi. È chiaro che se io volessi vincere le partite, direi mettiamoci tutti sotto palla, mettiamoci la palla lunga a fotè, facciamo gol, poi perdiamo tempo, ci buttiamo a terra. Quello è un principio. Ma se io lavoro durante la settimana cercando di lavorare sui principi di gioco, facendo crescere ogni singolo giocatore, è normale che poi la domenica applichiamo i nostri principi di gioco, ma se proviamo i calci d'angolo, li proviamo per fare gol, anche per vincere 1-0 al 70esimo. Quindi le due cose devono andare insieme. Questo mi dice la mia esperienza, che Alessio, quanti anni hai tu? Giovane, 25. Io ti dico una cosa, io come te, come Paolo, perché noi sembriamo... Io è la mia 17ª stagione, ma ho 37 anni. Io ho iniziato come te, a 19 anni ho fatto la prima stagione. E quando ho iniziato c'era ancora la moda di tutti sotto palla, metti palla lunga, vinci 1-0, poi ti butti a terra. Poi è arrivata la moda dello sviluppo, gioca da dietro, se vinciamo o perdiamo è uguale, però poi se perdevi quindi non è... Credo che bisogna trovare un equilibrio tra le due cose. Ti devo dire oggettivamente che alla Team Sport oggi ho trovato questo che 7, 8, 10 anni fa non c'era. 10 anni fa era diverso da oggi. E quindi sono molto contento, devo dirti che è un'esperienza molto bella, e che ho un gruppo di 25 ragazzi 2010 e un 2011 che hanno una voglia di lavorare, di imparare, che mi ha fatto rivenire l'entusiasmo. Voi lo sapete, io mi ero fermato, io facevo il direttore e basta. L'entusiasmo nel calcio è tutto, penso che è una componente ciclica, può venire, può andare. Sicuramente non penso più di fare l'allenatore in Serie A. Quando avevo l'età di Alessio pensavo che ero al Catania e avrei allenato in Serie A, e quindi lavoravo per allenare in Serie A. Oggi lo faccio perché sono mosso da un'immensa passione e dell'entusiasmo, come sabato. Quello fa gol a un minuto dalla fine e tu impazzisci, che poi il bello è anche certo. E l'abbiamo visto. Giuseppe Ardita, l'abbiamo visto questo gol di Mattia Privitera. Sì. Invece Alessio Giuffre, ci sono tutte le componenti anche a Capodorlando, a tal punto che si sta espandendo a macchia d'olio la New Eagles, se non mi sono perduto alcuni passaggi. No, hai detto benissimo. Lavoriamo su più paesi, cioè tra Galati, Capodorlando, Sant'Agata, quindi diciamo che l'attività è davvero, davvero intensa. Sono davvero felice di far parte di questa magnifica realtà che cura in ogni minimo dettaglio, dall'attività di base fino all'attività agonistica. Prima il mister diceva bene, parlava del risultato, della competitività. Anche lì io sposo quello che ha detto il mister, ma lo sposo anche nell'attività di base, perché
far crescere i ragazzi nella ricerca della competitività, perché parliamoci chiaro, il risultato significa competitività, quindi non stiamo dicendo ai ragazzi di andare in campo solo per vincere, no, ma stiamo chiedendo ai ragazzi di essere competitivi. La competitività secondo me stimola la crescita, e se tu stimoli la crescita dei ragazzi significa che porti loro aumento di autostima, di autoefficacia, quindi è un qualcosa che io sposo, e devo dire che alla New Eagles mi trovo davvero bene, perché tutte le categorie vengono attenzionate nel modo corretto, dal bambino piccolo, che sono i piccoli amici, i primi calci, fino ad arrivare all'Under 17, passando per le categorie, diciamo, un po' più particolari, come il passaggio da esordienti all'essere giovanissimi, che io credo sia il passaggio cruciale, quello più importante che un ragazzo faccia, perché il passaggio dall'attività di base all'attività agonistica è un passaggio significativo sotto tanti aspetti, e quindi E tra l'altro adesso lo fate anche in un comprensorio, comunque in una città come Capodorlando, amatissima ovviamente da tutti gli sportivi siciliani, dove vi sono anche tanti campi di calcio, perché voi avete un centro sportivo Merennino che comunque ha 2 rettangoli di gioco, il Micale che si è riabilitato, e poi io dico sempre che accanto a Capodorlando, comunque a 3-4 chilometri, puoi andare comunque ovunque, ci sono campi di calcio, con ogni paese appunto la sua realtà, la sua storia. Senz'altro rispetto alla provincia di Catania, ma anche di Messina, voi comunque siete messi, direi, abbastanza bene. Non so se sentiate, ecco, questa fortuna un po', tra virgolette, o questa possibilità che comunque in questo momento vi siete anche meritati o conquistati, diciamo così, anche geograficamente. Assolutamente sì, io credo che la società ha lavorato bene in questi anni e quindi si è conquistata tutto, nessuno gli ha regalato nulla, io sono Ci mancherebbe. sono appena arrivato, però ho sempre seguito la New Eagles, quindi so bene su come hanno lavorato e come stiamo continuando a lavorare. Abbiamo la fortuna di avere 2 campi a 11, sia 3 campi a 11, considerando adesso anche il Micale, ma c'è la struttura di Galati che sicuramente possiamo tranquillamente utilizzare. A Capodorlando abbiamo la fortuna di avere un campo a 9 e un campo a 11, abbiamo la struttura di Sant'Agata che ospita i più piccoli, che anche lì riusciamo ad avere un appoggio per tutte le categorie più piccole, quindi devo dire che sotto questo aspetto mi reputo e ci reputiamo davvero, davvero fortunati, perché io, come hai detto prima, lo scorso anno lavoravo a Brolo e ti dico che anche lì sì, è vero, c'è il campo a 11, ma è un campo a 11 stracolmo di attività e di società che ne fanno parte, quindi diciamo sì, lato Capodorlando è strutturato davvero bene e ti permette di lavorare bene, perché tante volte questo passa in secondo piano, invece no, secondo me per i ragazzi vivere un ambiente sano, e un ambiente sano non vuol dire soltanto noi mister, ma avere anche la possibilità di potersi esprimere in un terreno di gioco, in un impianto, con gli spazi adeguati alla categoria, al bisogno del bambino, perché tante volte in questi campi vediamo ad 11 divisi in 6-7 categorie in un unico campo. Secondo me i ragazzi non hanno gli spazi adeguati per potersi esprimere, quindi il reputo e ci reputiamo davvero fortunati. Paolo Scuderi, invece voi siete, intendo come Ionia Calcio, adesso affidati alla Sampdoria per un nuovo progetto evidentemente che si è istituito da quest'anno, reduci da una storia importante che avete intessuto con la Juventus, nuove opportunità, nuove conoscenze, evidentemente anche nuovi strumenti da trarne giovamento. Sì, abbiamo cominciato da poco questo percorso esattamente col City Camp estivo, che è stato, diciamo, un po' il biglietto di presentazione alla comunità, e adesso hanno da poco fatto la presentazione per questo fine settimana. I nostri dirigenti sono andati a Genova un po' a ricevere, sono stati ricevuti a Genova e ci hanno presentato la stagione. Sì, la novità è che la Ionia sarà, dicono, capofila per la Sicilia, quindi diciamo che la Sampdoria creerà quindi delle affiliazioni che hanno come affiliazione principale quella della Sampdoria, ma come affiliazione tecnica con la Ionia, e quindi anche noi in primis saremo chiamati un po' a girare, e quindi questo sia dal punto di vista tecnico, ma anche spero
per la crescita e la scoperta di nuovi talenti, perché poi per le società che ci sono vicino, per noi la cosa importante è poter dare un'opportunità e, senza nasconderlo, anche rinforzare le nostre squadre, dando un'opportunità reale ai ragazzi che magari sono in realtà più piccole, che magari farebbero, diciamo, un po' più fatica ad emergere. Ma bisogna dire, Paolo Scuderi, che in realtà Sampdoria e Genoa comunque hanno in passato anche creato dei collegamenti con la città di Catania, anche con la Ionia Calcio. Sì, noi abbiamo un fortissimo legame con Genova, perché abbiamo avuto dei ragazzi sia al Genova che alla Sampdoria. Tra l'altro giovani di grande talento, ai quali auguro che presto si spalanchino le porte del professionismo, non la Serie A, dico in generale. Il professionismo, a volte siamo tutti quanti convinti che esistano soltanto quelle 20 squadre in Serie A, invece se fai 10 anni di Serie D sei comunque un calciatore, secondo me, però magari hai l'opportunità di capire che di calcio non potrai vivere e farai l'università, e quindi quando avrai finito di giocare avrai contribuito a creare una figura professionale che magari potrebbe lavorare nello sport. E quindi spero che si spalanchino presto le porte del professionismo. Io glielo dico sempre quando li incontro, che se mi mandano il biglietto, anche se me lo devo pagare, se ci vado, me li vado a vedere, perché ho piacere che sia così. Paolo, ti voglio chiedere l'ultima cosa. Cacopardo, 2 rigori parati, ormai ce li siamo lasciati alle spalle quel sabato, che è stato pazzesco. Cacopardo come De Gea ha intitolato Wii Sport. Sì, guarda, io credo che una partita del genere succedano una volta ogni 10 anni, però sono contento onestamente come diceva Peppe poco fa, che i ragazzi il sabato vadano lì a fare le cose che abbiamo provato durante la settimana. Questo credo sia la cosa più importante per un allenatore. Il ragazzo è stato molto bravo, non credo sui 2 rigori, ma su una parata ha fatto una gran partita, una parata incredibile a tu per tu, veramente distinto. Io sono andato negli spogliatoi personalmente a fargli complimenti, però noi siamo una squadra forte veramente. Nel senso che davvero cerchiamo di mettere in difficoltà. Questo sabato col Torregrotta, una squadra preparata, di brave persone, una società veramente d'élite, perché secondo me quando finisce la partita e pulisci lo spogliatoio non è retorica, però fai del bene al calcio e sei un esempio per i tuoi ragazzi, così come chi entra nello spogliatoio a fare complimenti all'avversario. Bella sottolineatura, Paolo, che mi fa piacere, che sicuramente Mario Anastasi sarà contento di ricevere anche ai microfoni di Fuorigioco. Ragazzi, siamo davvero tardivi? Siamo in ritardo? Davide, l'appuntamento è per questo weekend, un weekend spumeggiante. Sì, Francesco, però ho sentito parlare tanto di agonismo, di competitività, dico occhio a parlarne a voce troppo alta, perché poi rischia il grande santo degli innamorati di bannare Fuorigioco martedì prossimo. Chi è il grande santo degli innamorati, Francesco? Dai. Dico, piccolo santo degli innamorati è Valentino, il grande Valenti, quindi occhio, perché i primi a demonizzare l'agonismo, la competitività, la voglia di giocare, di divertirsi, anche di avere un risultato, spesso è chi invece dovrebbe essere il primo a garantire la crescita, il sano divertimento, senza pensare troppo alle regole, ai regolamenti e alle regolicchie. In ogni caso noi ci divertiremo, lo faremo appunto dall'1 al 3 di questo novembre, che inizierà appunto nel migliore dei modi, tanto nella riviera ionica, a cavallo tra Messina e Catania, tanto ad Agrigento. Saranno presenti anche squadre provenienti dal di fuori della Sicilia, anche tante squadre calabresi, quindi sarà un bel divertimento, in attesa poi del mese di dicembre, che come ben sapete sarà ben ricco di emozioni, dal 6 all'8 sia a Palermo che a Marsala, ovviamente a dicembre, poi dal 27 al 29 saremo qui a Catania per la 9ª edizione del Mongibello Cup. E poi, Francesco, nelle prossime settimane sveleremo una bella novità che riguarda noi e riguarda la Sicilia occidentale. Non sveliamo altro di più per quanto riguarda il figlio della Befana. Ne parliamo martedì prossimo, evidentemente. Grazie a Davide Cicero, grazie Davide, appuntamento allora per la prossima diretta. Grazie a tutti i mister, grazie a Giuseppe Ardita, ad Alessio Giuffre e a Paolo Scuderi. Grazie a voi. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Grazie ancora. Era il momento, questo switch, grazie alla regia,
di Wii Sport lanciamo la Goal Collection dello scorso weekend di Serie D per capire un po' cosa ci siamo perduti. Non più una battistrada ma 2, 4 squadre distanziate in appena un punto. Il Tour de Force in Serie D con 3 partite in 7 giorni riporta la Scafatese in vetta alla classifica in coabitazione con la Vibonese. Canarini che ritornano a fare la voce grossa tra le mura amiche vincendo il derby napoletano contro il Pompei per 3-1. Pratica archiviata dopo un tempo con le reti di Albadoro, Vacca e Neglia, ospiti a segno con De Luca. Corsara la Vibonese a Sant'Agata di Militello ancora nel segno di Pietro Terranova che decide la sfida del Fresina con la seconda doppietta consecutiva intervallata dal pari di Nunziante. Reti bianche al Mazzola tra San Cataldese e Siracusa con gli azzurri che abdicano al comando del raggruppamento, appaiati al terzo posto alla Regina che non corre rischi battendo il Paternò per 3-0. Primo tempo che gli Amaranto fanno loro con la firma di Cham ad opera di Girasole e Forciniti le reti che chiudono il conto. Quarto risultato utile consecutivo per il Castrum Favara che batte il Locri per 2-0 e risale la china con la doppietta di Mattia Palma. Vittoria e rimonta per l'Enna che va sotto in casa contro il Licata con Mina Cori glaciale dal dischetto, giallo-verdi che nel secondo tempo in superiorità numerica e spinti dal calore del generale Gaeta mettono la freccia con Cicirello e Nardella. Reti bianche tra IG Virtus e Nissa, blitz siciliano per il Sambiase che spugna l'Aldo Campo con la rete a inizio ripresa di Zerbo. Di misura anche il successo della Cireale nella sfida tra ultime della classe contro l'Acragas decisa da Rodio. Termina qui il viaggio lungo la nona giornata nel girone I di Serie D, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova scorpacciata di gol. Ed eccoci qua per questa seconda parte di Fuori Gioco, questa seconda mezz'oretta che parliamo appunto entrando nel vivo di quelle che sono le dinamiche di Serie D e di Eccellenza. Lo facciamo con il direttore sportivo dell'Enna Calcio, Giuseppe Restuccia. Buonasera direttore. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Abbiamo direttamente da Favara il centrocampista Sandro Baglione. Buonasera Sandro. Buonasera a tutti. E allora Sandro, forse qualche piccolo problema di ritardo, spero che possa diciamo così riallinearti nella nostra diretta e salutiamo il tecnico delle Città di Avola, mister Attilio Sirugo. Buonasera mister. Ciao Francesco, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E allora parliamo di quello che è stato questo weekend, perché è un weekend senz'altro che ci dà in Serie D da domenica a domenica una cognizione di un campionato molto molto combattuto. Possiamo dire che ci sono dei microcampionati, no? All'interno di questo stesso girone I di Serie D, che parla sicuramente molto siciliano, perché 12 delle 18 squadre appunto sono sicule, però abbiamo perduto con il Siracusa la leadership, adesso ad appannaggio della Scafatese e della Vibonese, ma inseguono soltanto ad un punto di distanza appunto Regina e Siracusa. Direttore Restuccia, è un campionato che sostanzialmente rischiano di giocarsene queste 4 o attualmente, diciamo così, a cavallo della 10ª giornata dobbiamo sempre aggiornarci di volta in volta, di partita in partita? No, secondo me queste 4 sono quelle che si giocheranno la vittoria finale per investimenti, per organici, per le piazze, insomma, che è il blasone delle società e delle squadre. Forse è un filino presto perché sono passate appena 9 giornate, però insomma i valori cominciano a venire fuori. Magari fra 3-4 giornate si delineerà ancora meglio, però in vetta secondo me la lotta più o meno sarà questa. Ed è una vetta che attualmente Attilio Sirugo ci dice che appunto la Scafatese era stata per praticamente 7 partite in vetta, poi aveva incrociato un piccolo filotto, diciamo non utile, ma ci può stare, direi, nella misura in cui soprattutto poi si inizia a giocare tanto e probabilmente forse non si è nemmeno anche abituati a questo tipo di trend, no? Per il Siracusa, che è senz'altro, detto da detti ai lavori, probabilmente
anche da molti, la squadra forse favorita, ha perduto praticamente 2 volte in Calabria, alla Mezzia Terme contro il San Biase e in casa dell'Ocri, e in generale la sensazione, pareggiando anche a San Cataldo, ci sta dimostrando che attualmente non ha ancora probabilmente acquisito quella stabilità che potrebbe darle magari una vetta della classifica. Tu come la vedi, mister? Ma sai, c'è da dire che il ritmo che teneva la Scafatese le prime giornate era veramente, veramente importante. Poi magari nelle ultime giornate hanno rallentato un po', hanno normalizzato un po' il loro percorso e quindi la classifica dopo 9 giornate si è abbastanza accorciato in avanti, nel senso che le prime 4 sono lì ad un punto, ma già hanno creato un solco abbastanza importante con il resto della classifica, perché se non sbaglio poi dovrebbe esserci l'Ogri a 12 o 13 punti, quindi diciamo che già un solco di 6-7 punti dopo le prime 4, dopo 9 giornate, è un solco abbastanza importante. Il fatto che già non ci sia nessuna squadra imbattuta dopo 9 partite identifica il fatto appunto che ci siano 4 squadre forti attrezzate che in così pochi punti, ma io penso che sarà fino alla fine una lotta fra queste 4, magari qualcuna potrà allontanarsi e ritornare, ma alla fine saranno queste le squadre che lotteranno per la vittoria. Sandro, il parere dal campo, quindi un tuo parere su questa lotta al vertice, prima di tornare poi agli argomenti ovviamente che ci legano e vi legano maggiormente, una parola soprattutto su queste 4 squadre, no, che stanno lassù, che ci danno anche probabilmente la sensazione che è una classifica un tantino più spaccata, perché tra le prime 4 poi alla quinta o addirittura alle quinte Locri e San Biase già ci sono 7 punti e 6 punti da Regina e Siracusa. Quindi per te al momento come vedi questa lotta al vertice? Ma allora diciamo che noi ancora non abbiamo incontrato nessuna delle 3, a parte la Vibonese che abbiamo perso 2-1 sul finale. Domenica andiamo a Pompei e io penso che comunque anche il Pompei, al di là degli ultimi risultati, comunque è una squadra che secondo me può stare benissimo lì sopra, quindi io penso che al momento ancora è un po' tutto da vedere, ecco, ancora la classifica non si è ben delineata. Troppo presto, quindi allora Sandro, ancora per poter dire se c'è, o quantomeno se tu valuti una favorita tra queste 4. Ma sicuramente la favorita c'è tra quelle 4, però secondo me ci potrebbe essere anche l'inserimento di qualcun'altra dal basso, come può essere il Pompei, come potremmo essere noi, come ancora è un po' tutto prematuro, è un campionato che ancora non si sta, è tutto un po' equilibrato, diciamo. Però sicuramente quelle lì sopra, le 4, sicuramente viaggeranno per la lotta finale. E questo lo dice sicuramente la classifica attualmente, quindi condivido. Sandro, direttore Restuccia, è un ritorno, se la memoria non mi tradisce, 30 anni dopo l'ultima volta in Serie D, entusiasmo a 1000, si sta lavorando davvero nei dettagli, lo dimostra il fatto che quest'oggi tu, diciamo che con grandissimo senso del piacere, io ti ringrazio davvero, hai accettato l'invito quasi in extremis, perché con Manuel Biscegli avevamo concordato l'intervento di Francesco Nardella, ma è ovvio che l'analyst chiama, bisogna analizzare la partita che viene, evidentemente la partita che viene è una partita importante, perché andate in casa del Siracusa. Allora, innanzitutto grazie per essere qui. E che campionato è dopo 30 anni, soprattutto per la piazza giallo-verde, per quell'entusiasmo che abbiamo visto quando hanno segnato Cicirello e Nardella, per quello che si vive anche dopo uno 0-4, che evidentemente non fa mai piacere contro la Regina, però dopo una bella vittoria, quella 2-1 contro il Licata. Allora, intanto gli anni sono 35, perché l'ultima apparizione dell'Enna in quarta serie è del 1990. No, dico, giusto per i numeri che sono sempre importanti. Il piacere è mio di accettare sempre il tuo invito, quindi piacere reciproco, insomma.
E no, stiamo vivendo, ce la stiamo godendo, insomma, questa Serie D dopo tutti questi anni. E siamo la squadra più giovane in assoluto di tutto il girone, se non anche di altri gironi. Questo lo dice l'età media, al di là degli under, dico proprio l'età media della rosa. E come tutte le squadre giovani è chiaro che viviamo anche noi un po' di alti e bassi, no? Perché i giovani ti danno tanto, però magari poi gli manca ancora quel pizzico di esperienza per cercare di tenere alta il livello, l'asticella durante tutte le partite. E domenica scorsa abbiamo vinto una grande partita, meritatamente. Siamo andati sotto, siamo riusciti a ribaltarla anche grazie al nostro pubblico che ci ha spinto fino alla fine, però l'abbiamo portata a casa, un derby storico per l'Enna, per la città di Enna alla quale ci teneva tantissimo. Siamo riusciti a farlo nostro. Domenica andiamo a Siracusa, con grande umiltà ti dico è un Davide contro Golia, chiaramente, per valori e tutto, però chiaro che andiamo lì a fare la nostra partita cercando di sfruttare al meglio quelle che sono le nostre qualità, e poi il campo ci dirà il risultato. Mister Sirugo, evidentemente è un campionato spaccato perché quelle che abbiamo detto giocano per il vertice, poi però ci sono tantissime altre squadre, su tutti appunto le siciliane, Enna, Favara, IG Virtus, piuttosto che Paternò, ma ci sono anche le calabresi Locri e Sambiase, che danno vita ad un campionato nel campionato, praticamente da Locri, che è attualmente in playoff con 13 punti, alla lotta play-out, che è sostanzialmente adesso occupata dalla Ciriale a 8 punti, ci sono solo 5 lunghezze. Questo che cosa fa capire? Che si potrebbe passare drammaticamente dal paradiso all'inferno, e bisogna stare attenti, no, a incappare un momento negativo, ma significa forse anche che è un campionato molto equilibrato. Assolutamente sì, quello di cui parlavamo prima, tolte le prime 4 che diciamo hanno mantenuto un passo importante, la bellezza di questo campionato poi sta subito dietro, no? Perché come appunto dicevi tu bene, in pochi punti riesci a stare a ridosso dei playoff, a stare anche in zone di classifica diciamo preoccupanti, però se guardiamo l'altro lato della medaglia io penso che forse anche questa è la bellezza di questo campionato, avere piazze importanti, che magari stare dietro a squadre con budget così importanti è difficile, ma hanno la possibilità, attraverso il lavoro, attraverso la valorizzazione dei giovani, attraverso le idee del loro staff, delle loro società, di poter stare dietro a queste realtà. Quindi credo che sarà determinante la continuità che le squadre avranno soprattutto in questa fase. Come diceva il direttore, magari avere squadre giovani ti dà la possibilità di modellare meglio quello che può essere la tua idea di gioco, magari ti toglie qualcosa dal punto di vista dell'esperienza o della continuità all'interno delle partite nell'arco di un campionato, però penso che in un torneo così bello e affascinante avere la possibilità di sognare un posto lì vicino a queste grandi è una bella ambizione per le nostre società siciliane, e glielo auguro. Ecco, mi è piaciuto prima l'ammissione, o quantomeno il tentativo, la voglia di esserci, soprattutto nell'alta classifica, da parte di Sandro Baglione, a testimonianza di un Favara che, ricordiamo, ha assorbito il progetto Canicattì, che aveva senz'altro fatto comunque una buonissima storia anche nella quarta serie. Sandro, tu ti sei legato molto in Sicilia, hai vestito la maglia di Bigiarre, San Cataldese, anche Enna, piuttosto che Paternò in uno scorcio. Adesso questa esperienza appunto con la Castrum Favara, però evidentemente il campionato è molto molto tirato. Tu come lo valuti? Non adesso dalla prospettiva dell'alta classifica, ma soprattutto dalla prospettiva di chi un occhio lo dà anche dietro piuttosto che avanti. Sì, guarda, io solo lo scorso anno ho fatto il girone H e ti dico che quest'anno il girone I si avvicina molto a quel girone. Non posso dirti che magari è allo stesso livello, perché comunque nel girone H lo sanno tutti, alla fine ci sono
squadre molto attrezzate, blasoni importanti, piazze come Andria, Barletta, eccetera, eccetera. E ti dico che quest'anno, vedendo il livello e la qualità, è molto simile a quel girone. Quindi intanto devo dirti che è molto bello, affascinante. E quindi sì, dai, perché no? Io mentalmente, noi come mentalità, l'obiettivo primario sicuramente è quello della salvezza, però comunque avere ambizioni ed essere propositivi fa sempre bene. Tu praticamente adesso non so se propriamente stai ritrovando Mister Infantino, perché credo che tu nella parentesi Giarre Infantino già forse era stato già esonerato, salvo poi ritornare Gaspare Cacciola in quella stagione che poi ha portato alla permanenza nella categoria del Giarre con Fermi. Sì, no, io Infantino l'ho avuto a San Cataldo, a Giarre, quando lui era andato via, io sono arrivato. L'ho avuto la stagione a San Cataldo 2 anni fa, quando diciamo per un punto non abbiamo fatto i playoff. Ed evidentemente lo conosciamo il mister come un allenatore propositivo, un allenatore che comunque va alla metacampo avversaria piuttosto che alla metacampo sicuramente propria. Sì, sì, diciamo che questo è il nostro credo, comunque in qualsiasi campo andiamo abbiamo sempre la stessa mentalità, ovviamente rispettiamo l'avversario, però ce la giochiamo a viso aperto con tutti. E proprio perché parliamo di allenatori, allora direttore, la chiamata Peppe Pagana sta sortendo sicuramente effetti positivi un po' all'ambiente giallo-verde. Se è stato il primo pensiero che avete avuto ed è sicuramente un allenatore che attualmente comunque sta permettendo anche a Lena di regalarsi le sue soddisfazioni, sfatato adesso anche diciamo il problema, il cruccio, no, di andare a segno. Fino a qualche settimana fa era un attimino un problema, adesso vi siete un attimino probabilmente sciolti. Sì, era un problema momentaneo, magari la palla non voleva entrare, però ci sta, sono periodi, momenti che tutte le squadre penso attraversano. Riguardo Mister Pagana, io l'ho seguito molto bene già l'anno scorso quando ha fatto una grande stagione a Rotonda nel girone H. Quest'estate l'ho contattato, ha sposato in pieno il progetto N. Non ci dimentichiamo che il mister ha un contratto che lo lega con noi fino al 30 giugno del 2025 con opzione per il secondo anno, quindi questo la dice lunga sul progetto e sulla sua persona, aver sposato proprio appieno il progetto giallo-verde. È il nostro condottiero, insieme al suo staff sono il valore aggiunto di cui aveva bisogno una squadra così giovane come la nostra, quindi lo apprezzo di settimana in settimana per il lavoro che fa, insomma, e stiamo per adesso raccogliendo i frutti, insomma, abbiamo 12 punti, per una matricola come la nostra è assoluta in Serie D, è tutto dire, no? Quindi siamo per adesso contenti, ci godiamo il momento e viviamo di domenica in domenica. Allora salutiamo intanto Alfredo Cannizzaro che saluta a sua volta Sandro Baglione, ex giallo-verde. Salutiamo Antonio Laporta che appunto si congratula col direttore Restuccia. Siamo sicuramente contenti anche dei complimenti che ci fa Agostino e Fanara per la trasmissione. Paolo Vinci sostiene appunto che chi la spunta nei confronti diretti vincerà il campionato. Sono 2 campionati in un girone, le prime 4 per la vittoria, il resto un campionato a parte. Anche Ferraro Pasquale, Forza Pro Favara, Sandro Baglione un top, quindi senz'altro riportiamo anche questi bei messaggi. Però cambiamo adesso argomento, andiamo nel girone B d'eccellenza, dove abbiamo una capolista che fa 7 su 7, questo è il Milazzo. Allora chiedo ad Attilio Sirugo se ti aspettavi, mister, da detto ai lavori, questo Milazzo che sta facendo senz'altro bene,
le piazze comunque che sono volte a vincere il campionato sicuramente sono diverse, fra queste c'è anche il Milazzo, però ci sono anche Modica, Vittoria che stanno spendendo senz'altro probabilmente forse qualcosa in più, e poi c'è un Avola che sta sorprendendo perché gioca un signor calcio, c'è un Atletico Catania Imesi che comunque è candidata anche alla zona playoff, quindi un tuo punto di vista, una tua disamina su questo girone B d'eccellenza che sta senz'altro comunque incuriosendo, no? Per i valori anche delle poste in palio e delle squadre che lo popolano. Ma devo dire che chi conosce la rosa del Milazzo non poteva non mettere il Milazzo in una di quelle squadre che comunque sia avrebbe detto la sua in questo campionato. Fare 7 vittorie consecutive comunque sia in un campionato abbastanza livellato, in cui non ci sono delle cenerentole con cui vinci abbastanza facilmente, è veramente un'impresa importante. Fare 21 punti in 7 partite è un rollino di marcia di tutto rispetto, vanno fatti i complimenti a mister Bognani e quello che sta riuscendo a fare. Io credo che insieme al Milazzo, come dicevi tu, Modica e Vittoria abbiano le rose, la struttura e il budget importante per poter cercare di fare il salto di categoria. Qualche passo dietro c'è l'Atletico Catania, la C Sant'Antonio, che ha una rosa importante, e noi stiamo facendo il nostro percorso. Francesco, noi siamo una neopromossa, quindi abbiamo sempre avuto l'idea di dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. Ho la fortuna di avere una società che mi asseconda in questo, in cui il percorso più importante, il percorso principale è quello relativo alla costruzione di un gruppo importante, di creare delle basi che diano ad Avola un progetto che abbia un futuro. Quindi siamo felicissimi dei nostri 14 punti in 7 partite. È un rollino di marcia che ci soddisfa, sono contento delle risposte che i ragazzi mi danno settimanalmente, quindi non possiamo che essere soddisfatti di questo. Attingiamo dalla pagina Facebook del Città di Mister Bianco, appunto i gol che hanno deciso la partita, quella del Valentino Mazzola con i gol di Ricca e di Diop, dove una vittoria importante, mister, perché innanzitutto non è un campo tra i più semplici, per quanto evidentemente siano ancora diciamo così a secco di vittorie, però non c'è mai la certezza di una partita semplice in questi campionati dilettantistici, tant'è che avevano anche pareggiato momentaneamente la partita sull'1-1. No, Francesco, è stata una partita difficilissima. Noi venivamo dalla prima sconfitta stagionale, tra l'altro in casa contro il Vittoria, una sconfitta amara perché i ragazzi non meritavano la sconfitta, vincevamo abbastanza agevolmente fino a 10 minuti dalla fine, e poi abbiamo subito gol su 2 situazioni di gioco che solitamente non soffriamo, e quindi anche il rischio di avere un contraccolpo psicologico c'era. Ci siamo ritrovati in un campo difficile con una squadra che, al di là dei pochi punti fatti, è una squadra che ti mette in difficoltà, che ti dà grattacapi. L'inerzia emozionale una della squadra partita giovane, è molto giovane, molto dinamica, ben messa in campo. Diciamo che eravamo riusciti a incanalare la partita bene, eravamo in vantaggio di un gol e di un uomo, e sembrava che da un momento all'altro potessimo chiuderla. Poi il calcio è strano, cambia velocemente, nell'arco di 3 minuti rigore per loro ed espulsione per noi, e si azzerano entrambe le superiorità, e quindi l'inerzia psicologica a loro favore. 10 contro 10 capovolgimenti di fronte, potevamo segnare noi, potevano segnare loro, a dire il vero, e poi diciamo che quello che la fortuna ci aveva tolto domenica scorsa in casa forse ce l'ha ridata questa settimana. Al 90esimo, su una palla inattiva, Omar è riuscito a fare gol, abbiamo portato a casa 3 punti veramente importanti, sporchi, e appunto per questo ancora più importanti. Un flash anche da parte tua, direttore, e poi da parte di Sandro, sui valori di questo girone B d'eccellenza. Ma guarda, lo seguo perché è la categoria che ho fatto fino a pochi mesi fa. Quello che dice il mister, concordo con quello che dice il mister, e credo che Modica forse ha la struttura, l'organizzazione, la rosa
più ampia per poter provare salto di categoria. E subito dopo Milazzo e Vittoria. Sono tutte e tre piazze molto importanti, quindi secondo me si giocheranno la vittoria finale fino alla fine. E un girone B bello come quello dell'anno scorso, del resto, con piazze sempre più belle in cui giocare. Che posso dire, vinca il migliore per portare comunque un'altra siciliana nella massima serie dilettantistica. Sandro, parole da parte tua, soprattutto da calciatore, ecco, se ci puoi dare anche un feed appunto di quelle che sono le tue sensazioni su questo girone B, dove ci saranno sicuramente tanti amici sparsi un po' in tante squadre. Io vengo anche io dal girone B di eccellenza, quindi veniamo tutti dai bassi fondi. Diciamo che sì, io anche vedo abbastanza il Modica un po' più favorita rispetto alle altre, anche se comunque diciamo che ha perso un pezzo importante il mio ex compagno Davide Pettinato, che alla fine poi è andato a Vittoria, quindi ha rinforzato un po' il Vittoria, però comunque rispetto a tutte le altre vedo sempre Modica un passo avanti. E vedremo un po' quello che sarà. Mister Sirugo, non possiamo non fare una citazione, ma solo una, perché credo che se ne sia parlato troppo e probabilmente anche male di quello che è accaduto al Bucalo di Santa Teresa di Riva. Voi non avrete a disposizione il vostro pubblico in una partita come quella appunto di domenica contro l'Imesi Atletico Catania, e mi sento di dire pagate dazio di avere probabilmente, forse, dico, utilizzo anche a questo punto i condizionali, qualche persona che non abbia capito bene cosa si deve fare in uno stadio, al netto eventualmente di quello che è stato. Senz'altro, se il giudice sportivo si è espresso, credo che ci siano poco da dire, però senz'altro l'episodio in sé per sé io non lo voglio più commentare. Avreste fatto a meno evidentemente di avere porte chiuse. No, Francesco, io sono sempre molto diretto. Io credo che abbiamo subito un danno clamoroso, perché il sostegno che il nostro pubblico ci dà in casa per noi è fondamentale. Avere 1200 persone tutte le domeniche ad Avola è veramente uno spettacolo gradevole. Come dici tu, tornare sull'episodio, insomma, vi dico che il risultato del campo era palese, tutti ci aspettavamo qualcosa del genere dal giudice sportivo. Il fatto che comunque sia l'unica persona che ci auguriamo venga appunto punito per come si deve, aveva fatto questo verso, va a danneggiare un'intera comunità. Il fatto che i carabinieri l'avessero identificato subito ci faceva sperare che appunto la responsabilità oggettiva della società potesse venire meno, in quanto appunto, essendo un caso singolo, un caso isolato, ci aspettavamo la giusta punizione per il singolo e non un danno così importante per tutta la comunità. Tutto il resto che ne è seguito, permettimi, anche le varie strumentalizzazioni che ci sono state, credo che siano davanti agli occhi di tutti, e come dici tu, forse è meglio ormai lasciare scorrere e non tornarci più. Assolutamente. Leggiamo Nuccio Di Pietro: salve, ottima trasmissione, complimenti, grazie. Vorrei far notare che Avola ha le 4 pretendenti alla vittoria in casa. Potrebbe essere la chiave in negativo o in positivo? Mister, questa è una domanda che riporto a te. Sì, il calendario ci ha dato questa curiosità. Noi nelle prossime 4 in casa le incontreremo tutte. Partiamo dall'Atletico Catania domenica. Come dicono quelli bravi, poi però si devono incontrare tutte. Sì, ma figurati, no? Mi soffermo solo sulla curiosità che nell'alternanza tra fuori casa e in casa, nelle prossime avremo tutte le favorite, solo questo. Poi alla fine i conti si faranno alla 30ª giornata, e quindi piano piano le vedremo tutte. Siamo di ritardo, allora una battuta e un flash sul girone ad eccellenza. Sandro Baglione, Athletic Palermo, che attualmente, oltre a essere imbattuto, è anche in testa alla classifica. Il Gela ha rimesso la seconda vittoria consecutiva, potrebbe anche essere una buona iniezione di fiducia per tantissimi tuoi compagni di squadra all'ora del Giarre e anche del mister Cacciola.
che ovviamente vorrebbe riportare il Gela in Serie D, ma c'è l'Athletic Palermo. Tu come lo valuti questo girone A d'eccellenza? Ma guarda, al momento anche lì è abbastanza equilibrato, però io ovviamente mi auguro che il Gela possa sbloccarsi più che altro, perché secondo me ancora non ha ingranato la marcia quella giusta, però penso che appena ingrana la marcia io comunque vedo il Gela favorito. Lo stessa opinione da parte tua, direttore, oppure ci vogliamo mettere qualcosa in mezzo? No, io ovviamente per ragioni di cuore dico Gela, perché c'è un bel pezzo di Enna a Gela, no? Quindi con i ragazzi ci sentiamo ancora quotidianamente, quindi credo che hanno una rosa profonda, un'organica importante. Adesso sono andati altri 2 ex Enna nei giorni scorsi, Caronia e Di Dio, quindi sono guidati da un ottimo allenatore, quindi hanno tutte le carte in regola per agguantare questa promozione. Domenica so che c'è lo scontro diretto in casa proprio Gela Athletic Palermo, quindi anche lì non sarà ovviamente decisivo perché è troppo presto, però chiaro che può dare una sterzata. Sottolineiamo, mister Sirugo, che ad essere imbattute non è soltanto l'Athletic Palermo, ma anche lo Sciacca e il San Giorgio Piana. Vuol dire che qualche pareggio in più può forse andare a incidere anche sulla classifica, ma con i 3 punti che ormai sono ultradecennali è chiaro che bisogna vincere. Un pareggio e una mezza sconfitta, però è un campionato comunque equilibrato. Mi sembra che ci siano altre forze che comunque potrebbero infastidire queste 2 battistrada. Ma sì, penso che Misilmeri e Sciacca stiano facendo bene. San Giorgio Piana, se non sbaglio, è anche la miglior difesa, forse fino a settimana scorsa non ha ancora neanche subito gol. Ha la migliore difesa con solo 2 gol, al pari del Castellammare, quindi comunque... credo che l'abbia subiti le ultime 2 gare, perché alla quinta o alla sesta era una delle poche squadre che non era ancora subito gol. Come diceva il direttore, domenica c'è lo scontro diretto. I miei amici, colleghi Raiciti e Cacciola si incontreranno domenica. Magari qualcuno che sta lì alle spalle può approfittarne nel breve periodo di questo scontro diretto, ma credo che alla lunga saranno loro a giocarsi il campionato. Mister Sirugo, io ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo, complimenti per l'ottimo campionato e un ringraziamento appunto anche a chi ha accettato l'invito, ovvero a te, e poi che dire, buona stagione, mister. Grazie mille Francesco, saluto il direttore, saluto Sandro, buon proseguimento, in bocca al lupo. Saluti, in bocca al lupo. Grazie mister Sirugo, un ringraziamento al direttore Giuseppe Restucci e un in bocca al lupo a partire dalla prossima partita per tutto il campionato dell'Enna. Viva il lupo e grazie sempre a voi per l'invito. Grazie direttore e grazie a Sandro Baglione, in bocca al lupo Sandro, e grazie alla società appunto Castrum Favara anche per aver facilitato il tuo intervento. Un in bocca al lupo per questo campionato di Serie D. Grazie Sandro. Viva il lupo e saluto tutte le persone che ci hanno seguito. Ciao. Grazie Sandro, grazie ancora, buona serata. Grazie e soprattutto alla regia, capitanata quest'oggi da Antonio Caroè. E allora l'appuntamento è rivolto già a martedì prossimo, abbiamo sforato di qualche minuto, ma c'era tanto da approfondire riguardo a questo weekend. Quindi l'appuntamento a prossimo martedì 5 novembre con Fuori Gioco, quando a parlare non è solo il campo. Buonanotte a tutti.